Dentro gli imprenditori, fuori i lavoratori. Nonostante la convocazione ufficiale ricevuta il giorno prima, i delegati di Electrolux non sono stati ricevuti da Matteo Renzi. All'ultimo il colloquio è stato annullato, scatenando polemiche anche a sinistra, con il segretario della CGIL Giacomo Vendrame che accusa il sindaco Giovanni Manildo di non aver mediato tra lo staff del Premier e i servizi di sicurezza. Erano in scaletta 5 minuti e purtroppo un po' per come si sta sviluppando la giornata e problemi anche di sicurezza sono saltati questi 5 minuti. Furiosi gli operai che contavano di consegnare personalmente al Presidente del Consiglio il dossier sulla delicata vertenza. Ritengo che sia gravissimo che all'interno del municipio ci siano gli imprenditori e gli operai siano lasciati fuori, contando che la convocazione ufficiale è arrivata ieri, quindi eravamo sicuri che doveva parlare con noi. Noi volevamo fargli capire che era importante dare un seguito a tutto il nostro lavoro fatto e soprattutto anche ai sacrifici che i nostri lavoratori in questo momento stanno facendo. Diciamo più che delusi, disgustati dal fatto che il prefetto ci fa un invito ufficiale e Renzi invece ci dica che non ha tempo per noi. Nel mio programma c'è scritto lavoratore elettrico 5 minuti. Ma a noi bastavano 5 minuti. Ma anche 4. Io non voglio buttare benzina sul fuoco, dico semplicemente che i lavoratori andavano incontrati, gliel'ho detto anche io un paio di volte questa mattina. Poi però è circolata la voce di un tavolo a Roma la settimana prossima. La convocazione di questa mattina poteva essere solo un segnale formale di interesse che comunque c'è. Il tavolo delle trattative andrebbe a risolvere finalmente questa questione che già c'è sul tavolo del ministro ormai da ottobre. E a confermarlo è stato lo stesso capo del governo. Sapete che la vertenza Electrolux è sul tavolo del governo ed è una vertenza che sento particolarmente forte, presente nell'elenco delle priorità che ho sul tappeto, che ho sul tavolo io personalmente.